è Nicola Calipari. La solidarietà di Roma per Giuliana Sgrena, l'inviata del manifesto rapita a Baghdad. Con Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti amici, bentrovati, siamo in diretta come sempre, L'Avvocato risponde, sono da solo questa sera e c'è una puntata bella impegnativa perché vi parlerò di un po' di argomenti che secondo me saranno interessanti per molti di voi che mi ascolteranno. Innanzitutto, come sempre, vi lascio il numero di telefono per intervenire in diretta questa sera, 0292 94 7222. Poi potete scriverci anche al WhatsApp in sovraimpressione con messaggi che leggeremo in diretta e anche intervenire sui canali social. Io, se adesso la tecnologia mi aiuta, andrò in diretta anche sui canali social e potete seguirmi da lì. E quindi vi invito a chiamarmi, farmi compagnia, perché alla fine fare la puntata con telefonate mi aiuta e soprattutto aiuta anche tanti di voi, perché credo che dalle domande si possono riuscire a sviscerare vari temi e argomentazioni. Allora, innanzitutto oggi la puntata l'ho un po' cambiata, perché innanzitutto dovevano esserci le mie colleghe, ma all'ultimo momento poi sono intervenuto io, e allora vi voglio parlare di un tema, subito lo lancio, che secondo me è super dibattuto e super interessante, ovvero trattasi di condominio, perché ultimamente la fatalità ha voluto che mi occupassi davvero frequentemente, insieme alle colleghe, di problemi condominiali riguardanti l'amministratore di condominio e talvolta purtroppo la sua mala gestio nell'attività di gestione del condominio. È una tematica frequentissima, è una tematica che scaturisce e fa scaturire tantissimi contenziosi, perché evidentemente le persone poi, quando realizzano che l'amministrazione, il condominio stesso è gestito in malo modo, vogliono far valere le loro ragioni. Io dico sempre, la casa è la casa, quindi ciascuno di noi ha diritto di avere comunque la certezza o comunque sapere che la gestione di quello che è l'apparato condominiale avvenga nel miglior modo possibile. Purtroppo, stante quello che si sta verificando in questi anni, in questi mesi soprattutto, quanto mi riguarda, l'incrementare e la moltitudine di, tra virgolette, problematiche all'interno del condominio sta aumentando tanto. Ecco, intanto mi arrivano un po' di domande. Salve, per caso lavora anche in podcast? La voce non mi è nuova. No, innanzitutto non lavoro in podcast, non faccio i podcast, ma può essere, se la regista mi dà l'ok, che si possa fare qualcosa, non lo so, no, per il podcast non li faccio, però sono attivo sui canali social e quindi se volete potete seguirmi lì, ok? Quindi le puntate poi faccio ogni tanto dei piccoli scorci, no? E li metto sui miei canali social, e poi comunque tutte le puntate le potete rivedere sul canale YouTube di Radio Libertà, cioè adesso in streaming e in diretta innanzitutto, e poi potete sempre voglio dire, riguardarle con calma, quindi sia attraverso sui miei canali social, sia su proprio la frequenza di Radio Libertà. E tra l'altro dovevamo essere anche su una nuova frequenza digitale, ho sentito prima, quindi ben venga. Ecco, stavo dicendo, stanno aumentando tanto le problematiche relative alle controversie condominiali. Proprio l'altro giorno sono stato incaricato, poi rispondo a una domanda che mi è arrivata. Sono stato incaricato da alcuni condomini, anzi molti condomini, ad agire a tutela dei loro diritti, perché appunto per questa problematica riguardante lavori sul 110 che sono stati interrotti, poi ripresi, soldi spesi male, lavori interrotti che proseguono per anni, non si sa se la casa venga messa a posto, ammontare di quattrini che escono dalle tasche incredibili, e un amministratore che da questo punto di vista sembrerebbe, uso il condizionale perché io non accuso nessuno prima che ci sia un procedimento, però noi abbiamo contestato, diciamo, l'operato. Quindi in generale, ma senza fare il caso specifico, ricordiamoci sempre che un amministratore di condominio deve agire secondo le regole codicistiche del buon padre di famiglia, cioè deve amministrare il condominio seguendo appunto i principi che sono sanciti nel nostro codice, che sono quelli in particolare della trasparenza,
in particolare della inerzia che deve avere nel risolvere i problemi e soprattutto nell'ascoltare, cosa che spesso invece non accade, tutti i condomini. So che è faticoso, ma come dico io, non te lo dice il medico di fare l'avvocato, l'amministratore di condominio. Se lo vuoi fare, lo devi fare, cerca di farlo bene. Intanto cosa ne pensa, della comunicazione come soluzione? Ma allora qua mi arrivano delle domande in latino, ma sinceramente eviterei di rispondere. Domande in latino, anche se io ho fatto studi scientifici, però non allora, sì, anche perché devo dare diritto commerciale. Un amico in linea mi dice che deve dare l'esame di diritto commerciale. Diritto commerciale, allora, io se pensate, io l'esame di diritto commerciale non so quante volte l'ho rifatto, perché ho praticamente no, rifatto sembra che mi abbia bocciato. No, volevo dire che, dato che sono anche commercialista, ho dovuto rifarlo sia l'esame di Stato che quello dell'università. Vorrei un suo parere, sul voto correttivo ter in vigore da settembre. Il al volo sul correttivo ter. Ma allora, innanzitutto adesso sui provvedimenti legislativi in questo momento aspetterei a dare delle diciamo così, i miei pareri definitivi perché insomma in questa fase, a parte che non so neanche di cosa tratti poi il correttivo ter sinceramente, però se è più specifico le rispondo. Stavo dicendo, ritornando a su quello che è l'argomento di oggi, quindi l'amministratore deve gestire, la cosa comune scusate, in maniera appunto trasparente. Cioè, voglio dire, non può prendere arbitrariamente delle decisioni che compromettono le finanze dei condomini senza essere trasparente, senza interpellare l'assemblea, senza far passare tutte le delibere sull'assemblea stessa. È una nuova riforma apportata al codice della crisi. Ah, okay. Ma allora il codice della crisi questa è una bella domanda che mi fa. Codice della crisi è un codice che, come sempre in Italia, le norme dovete sapere, io faccio sempre l'esempio della 231, no, la famosa 231 legge sulla responsabilità giuridica degli enti. È entrata in vigore nel 2001 e se pensate che adesso sta, diciamo, entrando in voga, così come la correzione il correttivo, il codice della crisi scusate, è una riforma che secondo me ha molto senso, è buona, però secondo me è farraginosa, cioè lo strumento con la quale viene attuata spesso non è così semplice e quindi dissuade le persone che vogliono intraprendere questa procedura. È costosa anche, perché risparmi sui debiti che ti tolgono, ma è costosa come procedura, okay, quindi, non lo so se è così ha così appeal adesso. Sento parlar tanto, io sinceramente professionalmente non ne ho fatta neanche una ancora. Me l'hanno chiesta in tanti, ma proprio per la complessità e soprattutto anche per i costi che ha, sia dei professionisti, ma anche della procedura, non lo so se è così, consigliata. Certo che se uno è esposto con tantissimi quattrini come debiti, sicuramente può avere un senso, okay? Ridò il numero di telefono 0292947222, comincio con le intimazioni a chiamarmi, e poi proseguiranno mano a mano essendo sempre più dure queste intimazioni, fino a giungere anche a ripercussioni che potrebbero rivalere no, a parte gli scherzi, no, chiamateci, chiamatemi, fatemi domande di qualsiasi genere perché io rispondo a tutto, quindi ovvio che, come diciamo sempre, le, risposte circostanziate non sono così semplici da rendere per radio, però cerchiamo di dare, insomma il nostro parere. Sono anche live in diretta sui canali di TikTok, se volete potete seguirmi, dove sto rispondendo già ad alcune domande che mi stanno arrivando. Proseguo, dicendo che dovete agire. Se l'amministratore non fa le cose fatte bene, non state passivi, cioè voglio dire agite, fate valere i vostri diritti, la casa è sacrosanta. Se qualcuno amministra la vostra casa, che è all'interno del condominio, non in modo corretto, dovete agire, incaricate un avvocato che vi tuteli, perché la casa è frutto, è sacrificio, è stata comprata con i vostri soldi e quindi avete il diritto, nonché il dovere di preservarla, okay? Spesso vedo questa inerzia da parte anche degli attori condomini che avrebbero dovuto e spesso non si attivano velocemente, okay? Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, i soldi che investite in un buon consulente non sono altro che un risparmio futuro, perché avere una persona che vi tutela non è son soldi buttati. A volte uno dice: "Ma l'avvocato costa soldi", insomma non è così. Vi tutela, insomma sono cose delicate, non ha senso agire autonomamente, okay? Quindi ribadisco, non dovete avere remore, non dovete avere, ehm,
tra virgolette, preoccupazione nel rivolgervi a un avvocato. Capita, tutti hanno delle disavventure o ma questa disavventura potrebbe poi tramutarsi in un'opportunità, magari si riesce a mandare via l'amministratore che gestisce le cose male. Insomma, sono in diretta, seguitemi anche su TikTok. Sovrapprensione messaggi, chiamate al numero in diretta se volete e niente, sono qua. Quindi questa è un po', la prima chiacchierata che volevo fare con voi, no, quindi riguardante proprio il condominio e tutte le problematiche che soggiacciono. Altro caso di specie che mi è arrivato adesso da fare è il famoso 110. Sapete quanti hanno deciso di fare il famoso 110, hanno voluto? Sapete da chi? Dal signor Conte, no, che aveva detto: Adesso farete le case gratis, tutto è gratis, tutto gratis." Ecco, sono sorte innumerevoli problemi, perché la norma è cambiata tantissime volte. La detrazione fiscale è cambiata, e quindi molti hanno interrotto i lavori, lasciando i condomini lì, in braghe di tela, con tra virgolette, gli appalti, le strumentazioni per fare i lavori, non mi viene in mente il nome. E quindi, cioè, sono sorti tantissimi contenziosi con le ditte appaltatrici che spesso erano, dei veri e propri improvvisati, capite? Quando hanno visto l'opportunità, ci sono volati dentro e hanno, tra virgolette, "svolto male" i lavori, no, e quindi, c'è stato un problema di questo tipo. E poi soprattutto anche per quanto riguarda la norma, perché è nata male, è finita male. Adesso c'è ancora, ma, ci sono delle regole stringenti ancora per usufruire del 110, no, quindi sono anche in diretta su TikTok, fatemi delle domande, io cercherò di rispondere a tutti, anche su altri temi ovviamente attinenti un po' a quello che è l'ambito del diritto, perché questa è una trasmissione di diritto, e sarò ben contento in che cosa è specializzato in particolare il diritto commerciale? Allora, in cosa io innanzitutto, essendo anche avvocato, sono specializzato in societario, in diritto societario. Sono specializzato in azioni che vengono spesso fatte, poi lo diciamo nella seconda parte, azioni di responsabilità contro gli amministratori. Questa è un po' la specialità, ma anche i patti parasociali, tutto quello che è l'ambito societario, sia penale che civile. Quindi tutto quello che ruota intorno a questi ambiti. E anche 231. 231 che è, come detto, la norma che tutela le società da responsabilità penali, okay? Queste sono le mie specializzazioni. Ho fatto tanti contenziosi societari, ehm, tanti anche procedure penali riguardanti truffe societarie, più riguardanti, fattispecie tributarie, però questa è la mia specializzazione, essendo avvocato e commercialista chiaramente riesco secondo me, magari a dare quel valore aggiunto in più, no, è chiaro che poi non sono io a determinare, dico sempre la bravura di un professionista non la determina assolutamente, non soltanto i titoli di studio, ma la capacità secondo me che uno ha, la personalità, nell'affrontare le tematiche, il coraggio anche, perché quando hai questo ruolo devi avere anche coraggio di prendere delle scelte, strategie, ma sì, è una complessità enorme. E quindi, credo che, è riduttivo essere un buon avvocato ritenendo che si sappia tutto il diritto, non è così. Ci sono altre cose che determinano, secondo me, se è un buon professionista, sia che sia un medico, sia un architetto, insomma qualsiasi categoria. Quindi abbiamo detto: e come fare? La domanda è che faccio a voi, qualcuno me lo potrà dire. No, faccio io domande a voi. Come fate se qualcuno ha il supposizione che magari l'amministratore non agisce, secondo quanto previsto dal nostro codice, ovvero se non tutela esattamente i nostri diritti? Beh, bisogna fare una contestazione. Prima si fa una contestazione di una diffida all'amministratore, e poi eventualmente si valuta di fare un'azione, no, nei suoi confronti. Un'azione vorrebbe dire un'azione di responsabilità nei suoi confronti e quindi, ovviamente occorrerà andare, davanti a un giudice, perché è evidente che, voglio dire, l'unica soluzione che avete è quella di andare davanti a un giudice e quindi, farvi, diciamo così, ottenere giustizia, magari sollevandolo dall'incarico, e magari ottenendo dei risarcimenti, qualora ci fosse veramente ehm, un suo dolo o comunque una colpa grave. Ecco, le azioni di questo tipo sono abbastanza veloci, c'è una procedura di mediazione obbligatoria
e poi si parte con la causa. Si parte con la causa che dura, insomma, dipende poi dai tribunali, dove viene incardinata. A Milano i tempi sono un po' più lunghi, però ribadisco, l'inerzia e non fare niente è peggio, perché tenere un amministratore che non fa bene il suo lavoro è un danno enorme, perché cioè, buonasera intanto, buonasera, m'arrivano un po' di domande. Ecco dai ragazzi su, intervenite anche voi in diretta su TikTok. Sono anche, in streaming, quindi potete chiamarmi, scrivermi, sui social network sono attivo, cerco di fare tutto, okay, sono qua con i miei cellulari per cercare di, rispondere a tutti. Intanto mi arrivano un po' di chiarimenti magari su di domande, spero che mi arrivino anche su TikTok. Ecco, volevo dire quindi cosa fare per abbiamo detto per l'amministratore bisogna fare l'azione di responsabilità, non è che ci sono tante strade alternative, cioè, bisogna fare questa causa nei suoi confronti, contestando appunto, il suo operato. Secondariamente, si può impugnare, anche un'altra strategia che spesso viene utilizzata, anziché fare l'azione di responsabilità contro l'amministratore, si può impugnare la delibera del condominio, no, impugnando la delibera del condominio si annulla magari una delibera che è stata posta contro magari, secondo quanto appunto voi credete che sia fosse stato giusto, no, magari contestate una delibera, non so, relativa all'inizio dei lavori, all'approvazione dei lavori che magari non sono stati valutati preventivi correttamente, tutta una serie di eccezioni che possono essere mosse nei suoi confronti. Quindi, 2 strade, abbiamo detto: impugnazione della delibera oppure azione di responsabilità contro l'amministratore. È chiaro che, prima non si può partire subito con la causa. Cioè, come abbiamo detto, la mediazione, prima vengono trasmesse solitamente delle diffide e poi, si parte con appunto la causa stessa. Allora, ridò ancora il numero di telefono: 0292947222, se qualcuno volesse intervenire che ci sta sentendo magari dalla macchina, può intervenire e farci domande di qualsiasi tipo. Ehm, Devo anche rispondere, mi è venuto in mente una cosa, perché ieri, è stato pubblicato un'interpretazione al nuovo codice della strada e rispondo a una domanda che mi è arrivata qualche puntata fa sul discorso autovelox. Questo è interessante, ecco, m'è venuto in mente adesso. Esula un po' dall'argomento, però può essere utile. Sapete che oramai gli autovelox, questa è una bella notizia, perché non possono più essere posizionati in strade ad alta percorrenza, dove il tasso di incidentalità è basso. Cioè, in altre parole, gli autovelox d'ora in poi, per essere legittimi, devono essere posizionati, aprite bene le orecchie, in strade dove c'è un tasso di incidentalità alto. Okay? Per questo che dico, è molto importante perché prima e fino adesso abbiamo sempre avuto quasi la certezza che venissero posti in modo subdolo per fregarci. Venivano messi in queste strade dove magari c'era un rettilineo, dove le macchine potevano andare anche a 70, 80 all'ora che non succedeva niente, perché in una strada anche magari di circonvallazione, fuori città o comunque limitrofa alla periferia, magari con 3 corsie, il limite dei 50 è folle, no, magari uno superava di poco e si trovava delle bastonate di multe incredibili. Ora, la legge parla chiaro, non potranno più essere posizionati velox dove c'è il tasso di incidentalità che non è alto, ovvero in strade dove non c'è rischio di incidenti. Allora vuol dire che il velox è stato posto in modo illegittimo, appunto per fare cassa, per battere cassa. Questo non avverrà più. Questo è importantissimo che è stato introdotto dalla norma, dalla legge di riforma del codice della strada. Nessuno l'ha detto, sono state fatte solo critiche e non è così. Questa è una grande, tutela che è stata fatta nei nostri confronti, perché tutti noi siamo stati vittima di velox illegittimi, dove ci hanno bastonato per dei limiti di velocità, non erano neanche indicati i cartelli spesso, venivano messi apposta per fare cassa. Questo lo dovevo dire perché l'ultima volta mi aveva chiamato una signora, mi aveva fatto questa domanda e, dovevo rispondere. Detto questo, di cosa parlare di altro? Allora abbiamo detto, intanto mi stanno rispondendo, Filippo Rapisaro partecipa, è entrato l'invito condivisione, condividete la live per chi è in diretta così facciamo entrare altra gente e facciamo sì che ci siano altre persone, adesso siamo già un po' che si stanno collegando, forza condividete la live e così coinvolgiamo un po' più di gente anche sui canali social. E quindi ecco, stavo dicendo
questo è il tema, spero che sia stato chiaro. L'omologazione della taratura del nuovo codice della strada sono diventate equivalenti. L'omologazione e la taratura. Allora, questa è una domanda interessante che mi fa Gianmarco. In effetti è cambiato qualcosa. Allora, la taratura e l'omologazione. Innanzitutto, prima era obbligatorio, no? Avere sia l'omologazione che la taratura, che doveva essere fatta una volta ogni anno. Di fatto non è cambiato nulla su questo, perché sebbene ci siano circolari un pochettino discordanti, è altresì necessario che ci siano tutte e due, ovvero che il dispositivo sia omologato, attenzione, ma omologazione dalla ditta che l'ha prodotto. Spesso l'omologazione veniva in modo così un pochettino illegittimo, fatto da chi? Da chi era il comune. No, l'omologazione deve essere fatta dalla ditta che ha prodotto questo maledetto Velox. Se non è fatta dalla ditta che l'ha prodotto il Velox, viene annullata, perché tu dovrai andare in giudizio e dovrai chiedere, impugnando il provvedimento, che venga prodotta la omologazione, non la copia, l'originale, e oltretutto anche la taratura. Questo è il discorso che dicevo prima, non dovete vedere il costo come il costo, no, ma si può far togliere delle multe rilevantissime di centinaia e centinaia di euro, per non parlare di migliaia di euro. Io ho di hello from Ukraine, mi seguono dall'Ucraina, ragazzi, incredibile. Hello from Ukraine, nice to meet you from Ukraine. I hope that the peace will become. Ok, qua parliamo anche in inglese, ragazzi, qua perché siamo poliglotti. Quindi dicevo, pace, ovviamente, e bisognava cercare di mandare messaggi di pace. Io sono veramente, lo dico da 3 anni, quando è cominciato questo conflitto bellico, doveva essere raggiunta la pace immediatamente. Non ha senso scannarsi con questa guerra che sta portando al massacro. Così abbiamo trattato anche di questo. Quindi stavo dicendo, torniamo su aspetti giuridici. Ciao dall'Ucraina, seguitemi. E stavo dicendo, dovete impugnare le multe, non dovete accettare passivamente delle multe che arrivano credendo che sia giusto tutto. Non è così, come ricalcoli previdenziali, come ricalcoli tutto. Va contestato. Prima di contestare, chiaramente deve essere fatta un'analisi, non è che si parte subito a fare ricorsi. Bisogna fare un'analisi e vedere se ci sono gli strumenti giuridici per impugnarlo, capite? Quindi, cioè, io suggerisco, tra virgolette, di sempre di investire, tra virgolette, tempo e diciamo anche risorse, incaricando un professionista, ok? Quindi questo è. Lascio il telefono 0292947222, seguitemi in diretta su TikTok, prego gli amici di TikTok di condividere la live, condividiamo la live, facciamo crescere esponenzialmente il numero di persone collegate, così fate un retweet come si dice, un repost, non so come diavolo si chiama, intanto controllo, sì. Fate condividete la live, così entrano altre persone, ok? Mi raccomando. Tiziana partecipa. Ecco, stavo dicendo, torniamo invece all'aspetto legato alle impugnazioni. Abbiamo fatto questa piccola parentesi del codice della strada, perché a me piace ogni tanto spaziare, no? Anche con delle domande che arrivano, parlare di altro, no? Mi piace passare un po' di qua, di su e di giù. Tanto Gianmarco Bruschi, bravissimo, grazie, lo saluto in diretta. Gianmarco, un mio utente che mi sta seguendo, che sta condividendo la live. Vedete, io sono generoso, vi ho salutato in diretta, quindi non è che cioè gli accordi con me sono do des, se io ricevo do una ricompensa, quindi assolutamente non posso. No, stavo dicendo, abbiamo parlato dell'amministratore del condominio, adesso parliamo dell'amministratore della SRL, o comunque della società di capitali, o comunque della società di persone. Tema scottante. Sapete quante cause ho fatto nell'ultimo anno riguardanti malagestio di amministratori, azioni di responsabilità contro amministratori di SRL, denunce penali, illegittima, praticamente distorsione di somme di denaro all'interno delle SRL, di tutto, chi ne ha più ne metta. Ne fa tantissime cause, perché è una delle materie che più fa scaturire una controversia, ovvero un socio che denuncia l'altro perché l'altro magari è amministratore,
Immaginiamo un SRL di 2 soci al 50%, uno dei 2 è l'amministratore, l'altro socio teme che l'altro lo freghi, lo denuncia o comunque fa un'azione giuridica nei suoi confronti, un'azione di responsabilità, parte la causa, impugnano delibere e c'è in atto una diatriba incredibile. Quindi queste sono, tra virgolette, delle controversie frequentissime, soprattutto nell'area di Milano, perché evidentemente è ovvio che nelle grandi città dove c'è magari una concentrazione superiore di società di capitali, evidentemente il rischio che si inneschi un contenzioso è più alto che in altre città. Quindi intanto saluto un po' di persone che si stanno collegando. Fabian, Assunta Longo, ciao Assunta, Carmelo, ciao. Un po' di persone che si attaccano, potete scrivermi e io risponderò in diretta su qualsiasi cosa attinente a diritto, università, qualsiasi cosa che volete farmi, chiedermi, me la chiedete. Ridò il numero di telefono 0292 947222 per chi volesse intervenire. L'articolo 2436 mi ha appassionato particolarmente. Allora, Gianmarco, tutto quello che è tra virgolette, la parte del codice riguardanti azione di responsabilità, trasparenza dei soci, disciplina della pubblicazione dei documenti societari, anche la parte del collegio sindacale è importantissima, l'organo di vigilanza, perché ho dimenticato di dirvi una cosa: quando c'è un'azione di questo tipo e c'è il collegio sindacale, ricordiamoci che il collegio sindacale ha la funzione di vigilanza all'interno della SRL, qualora si superino determinati limiti in termini dimensionali, allora il collegio sindacale è obbligatorio o il sindaco unico è obbligatorio. È chiaro che potrebbe essere trascinato dentro questo procedimento e io sono sindaco in diverse società, sono revisore in diverse società, so bene che purtroppo bisogna stare attentissimi su questo, cioè il sindaco ha una funzione delicatissima all'interno dell'SRL, deve, qualora scopra che all'interno della società ci possano essere delle violazioni e delle ipotesi anche di reato, fare una denuncia autonomamente, quindi non aspettare e stare inerte, deve essere repentino, deve agire secondo appunto senza indugio, no? Senza indugio, bisogna aprire e denunciare. Questo purtroppo a volte è difficile da fare all'interno delle SRL. Ridò il numero 0292947222 per chi volesse intervenire. Sono in diretta su TikTok, chiamatemi, scrivetemi, mi fa piacere se intervenite, sono qua apposta per voi e quindi non fa altro piacere che vediamo se qualcuno. Marco si è collegato. Sì, allora intanto mi dice Sveva dalla regia che c'è la pubblicità, quindi mandiamo in onda, break e poi c'è una telefonata. Ciao. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia.
e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Eccoci, bentrovati all'Avvocato Risponde. Io mi sono rifocillato senza acqua ma con l'aria, respirando e ritorniamo dopo una piccola pausa. Intanto ero su TikTok, in diretta, sono sui canali social, mi ha chiamato anche un cliente nel frattempo e nel momento dello stacco pubblicitario l'ironia della sorte ha voluto che mi chiamasse questo cliente, per che cosa? Per una tematica sempre riguardante un potenziale contenzioso, signori, ecco. L'Italia è un paese litigioso, è inutile girarci intorno, ma io tecnicamente non sono quello che è così contento nel fare le cause. Io se posso non litigo, bisogna riuscire a trovare un accordo. Un buon avvocato vi porterà anche a questa soluzione, oltre che a partire in quarta e bombardarvi di carte bollate. Quindi anche la parte della mediazione è fondamentale, signori, non andate subito a sprombattuto. Si può trovare una soluzione stragiudiziale che consente, ovviamente rinunciando da ambo le parti a qualcosa, ottenere dei buoni risultati. Quindi ripeto, sì alla causa, ma sì all'azione precedente, che vuol dire tentare. Sì, intanto a Sveva mi dice che è arrivata una telefonata. Pronto? Sì, sono in diretta, pronto? Salve, buonasera. Con che Salve, piacere di buonasera, parlare. Giovanni dalla provincia di Torino. Tanto piacere, Ascoltavo Giovanni. con attenzione, salve, complimenti. Ascoltavo con attenzione la sua trasmissione. La notizia in effetti che lei dà, le rendo merito che non l'ha data nessuno, cioè che gli autovelox possono essere installati solo su strade ad alto indice di incidentalità. Non so se mi sono espresso bene. Esatto, però il contribuente, io nel caso specifico, come faccio a sapere prima di intraprendere un ricorso se quella strada rientra nella categoria delle strade ad alta incidentalità? Cioè dovrebbe esserci un elenco almeno su internet dove per provincia io posso accertarmi e a quel punto lì inoltrare ricorso. Potrei addirittura impegnarmi a chiedere al comune di rimuoverla nel caso in cui l'abbia installato in una strada non idonea. Ci sono altre domande o c'è solo questo? Questa, grazie. Rispondo subito. Grazie intanto, ci chiami ancora, ha fatto piacere, buona serata. Allora, Giovanni fa una domanda molto pertinente, ovviamente, è stato attentissimo e giustamente lui dice, già da buon contribuente, dice: ma come faccio io, prima di partire con la causa, a sapere che quel velox è stato correttamente installato su una strada ad alto tasso di incidentalità? E le rispondo, Giovanni, perché d'ora in poi le multe dovranno essere motivate su questo. Quindi occorrerà, e qua ci sarà l'inghippo da poter agganciarsi per contestarle, dovranno essere motivate. Il comune, la provincia, la regione, dipende dalla strada dove soggiace, dovrà obbligatoriamente motivare molto bene nella multa che il velox è stato posto su questa strada ad alto tasso di incidentalità. E come fare? Mettendo i riferimenti del provvedimento amministrativo, perché adesso tutte le diciamo così, amministrazioni dovranno, attraverso dei provvedimenti, giustamente definire quali strade sono ad alto tasso eppure no, ma non soltanto definirle, motivarlo, allegando le statistiche degli ultimi incidenti. Quanti incidenti mortali sono stati sulla via Novara negli ultimi anni? 0. La strada non è ad alto tasso di incidentalità. È lì la verifica che si dovrà fare. Verificare il provvedimento motivato, chiedendo all'amministrazione di produrre il documento con il quale è stato introdotto questa normativa. Spero di essere stato molto chiaro, ma nasceranno tanti contenziosi. C'è un'altra telefonata, raffica, io sono super contento, vai. Pronto? Sì, buonasera dottore, grazie. Salve. Io Con chi ho il piacere di parlare, sono signora? Ennio. Ennio. Sì, scusi. Prego, sì, dica. Ennio da Milano, Sì. le chiedo scusa. La interrompo per questa breve problematica. Sì. Dunque, noi abbiamo utilizzato i nuovi serramenti, abbiamo fatto imbiancatura con antimuffa nel nostro appartamento recentissimamente. Dunque, perché le problematiche erano riguardanti alcuni particolari pareti dove si produceva muffa, e noi abbiamo preso un po' alla leggera con l'amministratore. Adesso vorremmo, come dire, in sostanza vedere un pochettino di poter acquisire
un qualche risultato, definire quali potessero essere le cause, magari l'intervento un po' importante da parte dell'amministratore. Ecco, semplicemente questa perfetto, problematica. le rispondo subito, Ennio. Grazie a te, fatto, Sì, ci richiami sì, ancora. sì, Ok? sì. Senta, Sì. buonissimo, caro lavoro, davvero tanto. Grazie Ennio, ci grazie. seguo ancora, davvero gentilissimo, troppo gentile. Buona serata. Grazie, a lei, buonasera, Anna. grazie. Allora, Ennio fa una domanda pertinente, che anche lui dimostra di essere stato molto attento, perché io ho parlato proprio di questo prima, ed è esattamente questo. L'amministratore non deve soltanto prendere decisioni così, le deve motivare e deve soprattutto prendere una decisione in economia. Cioè, signori, l'amministratore non è l'amministratore di condominio, non è un amministratore di SRL. L'SRL persegue lo scopo di lucro. Questa è la differenza fondamentale. L'amministratore non deve perseguire lo scopo di lucro, deve perseguire l'interesse dei condomini, ok? Questo è. Quindi cosa vuol dire? Usare la trasparenza, usare appunto le argomentazioni idonee a supportare un provvedimento che prende. Esempio, come diceva Ennio, l'intervento del rifacimento, ma serve veramente? O viceversa? Perché non è stato fatto prima? Perché hai lasciato, come è stato il caso precedente che ho fatto, di cui ho partecipato, in cui l'amministratore non è intervenuto in una situazione di degrado dell'immobile? Questo ha procurato un aggravamento della condizione, quindi deve essere repentino nell'intervenire, deve essere tempestivo, deve soddisfare i bisogni del condominio, sia in termini di economicità dell'operazione, sia in termini di speditezza e giustezza delle decisioni che prende. Quindi in questo caso bisogna approfondire la questione, vedere la delibera, vedere se sono stati vagliati i vari preventivi prima di far fare quei lavori, vedere se i condomini hanno approvato questa delibera, se è passata in assemblea, e tutta questa serie di cose. Sono elementi importantissimi che devono essere valutati prima di partire eventualmente a una contestazione. Questo comunque sono, come ho detto, vedete, già le telefonate lo dimostrano, sono argomenti che destano sempre interesse, perché sono quelli che purtroppo ci interessano tutti. Io vi posso dire, l'ho detto prima di venire qua alla collega di studio, oggi faccio una puntata, la voglio fare sugli amministratori di condomini, in generale sulle problematiche condominiali. Sapete che mi è passata la voglia di comprare casa? Perché, cioè, con tutte le problematiche che io ho gestito, problematiche di altri, mi è passata la voglia di comprare. Adesso io dico un paradosso, che non voglio neanche poi fare una cosa che possa disincentivare voi a comprare, ovviamente è una battuta, però anche in questo caso, prima di comprare, bisogna guardare bene anche questi aspetti. Il condominio, chi gestisce il condominio, a parte che l'amministratore ovviamente cambia, ma ci sono problemi all'interno del condominio. Prima di comprare casa va fatta anche questa analisi, che è importantissima, perché poi ci possono essere ripercussioni molto gravi su di voi, anche in termini di costi, di problemi anche di salute, di stress, insomma, veramente ne sto vedendo tante. Vediamo se qualcuno, tanto mi è arrivata qualche domanda sui social, ha gradito la live. Gianmarco intanto è straordinario perché mi sta tempestando di messaggi e di sta, tra virgolette, ricondividendo la live. E quindi niente, a me fa piacere se intervenite e fate domande sia sui social che chiamando in diretta. Abbiamo parlato adesso della questione legata al codice della strada. Lo sapevo che avrei provocato una reazione, perché comunque è qualcosa che interessa. Le multe sono state troppe in questi anni, abbiamo subito troppe ingiustizie da questo punto di vista, quindi lo Stato non può pretendere che il cittadino faccia cassa. Abbiamo un problema di parcheggi a Milano, non puoi che ti trovi il vigile dietro l'angolo che lasci la macchina 2 minuti e ti dà la multa. Questo non è giusto. Sì a quelle che sono le infrazioni gravi del codice della strada. Vediamo se qualcuno partecipa, vediamo qualcuno. Intanto sono 2000 persone su TikTok, mi sembra che sia un buon esito di questa diretta. Ovviamente so che bisogna insistere, però insomma, tanto un po' di intanto rilascio il numero 0292947222. Qualcuno potrà intervenire. E quindi di cosa volevamo parlare? Ecco, stavo parlando della distinzione che c'è tra amministratore di SRL e amministratore del condominio. Come ho detto, l'amministratore delle SRL certo che persegue uno scopo di lucro, e quindi le sue decisioni non devono solo essere a tutela dei soci, ma devono preservare anche quello che è il futuro aziendale, è diversa. Ma invece l'amministratore del condominio, insomma, la funzione è comunque diversa, no? Mentre, come ho detto, l'amministratore delle SRL cosa fa? Ovviamente deve rispettare lo statuto della società, però prende decisioni per il scopo di lucro. Questo è l'aspetto fondamentale che differenzia i due amministratori, no? Quindi l'amministratore di condominio poi ha anche
una cultura accademica un po' diversa, no, di quello, però nessuno guasta, nessuno, cioè non c'è un limite in termini di curriculum che un amministratore di una società debba avere. Può avere l'incarico di amministratore di società qualsiasi persona. Okay, non c'è una norma in Italia. Spesse volte mi viene fatta la domanda: ma avvocato, qualsiasi persona può fare l'amministratore di una SRL? La risposta è sì, purché sia incensurata, ovviamente non abbia condanne in capo, perché potrebbe esserci anche l'inibizione a svolgere questo tipo di incarico, però qualunque persona. L'amministratore di condominio? Nì, perché ci vogliono dei corsi particolari per avere questo incarico, bisogna avere fatto delle esperienze spesso prima e bisogna avere avuto appunto delle esperienze appunto lavorative in questo ambito. Ecco, ridò ancora il numero se qualcuno volesse, abbiamo ancora qualche minuto, ancora un quarto d'ora per il sindaco di società. Ecco, questa è una domanda interessantissima. Per il sindaco di società ci vogliono particolari qualifiche? Sì, Gianmarco, ed è chiaramente quella principale di essere dottore commercialista. Possono avere l'incarico di sindaco anche professori, avvocati con titoli accademici, mentre revisore contabile ovviamente devi essere revisore. Però il sindaco può anche non essere revisore. Il sindaco unico può essere incaricato anche se sei un avvocato commercialista con esperienza, però se sei commercialista no, puoi farlo indipendentemente dall'esperienza. Se sei avvocato o professore devi aver avuto un'esperienza precedente, ma puoi fare l'incarico di collegio sindacale o di sindaco. Poi dipende se c'è la revisione obbligatoria, ma entriamo in una fattispecie un po' più difficoltosa da spiegare adesso. In generale è questo, però ci sono altre sfaccettature poi più tecniche, se la società casomai avesse anche l'obbligo della revisione legale. Allora in questo caso bisognerebbe essere solo commercialisti e revisori legali dei conti, come sono io. Sono commercialista, revisore e anche avvocato, quindi io posso farlo, il sindaco delle società. No, a parte le battute, però sono incarichi molto delicati, perché richiedono una grande cura negli svolgerli, e soprattutto bisogna avere comunque troppo poco pagati. Comunque sono troppo poco pagati. Sì, è vero Gianmarco, hai ragione, ma infatti bisogna prevedere compensi equi. Io ho rifiutato più di una volta compensi non in linea. Ci sono dei compensi che sono bassi per le responsabilità che hai, sono perfettamente d'accordo. Il ruolo è delicato e deve essere pagato bene, perché non è un ruolo così, no? Così tanto per dire, no? Cioè, immaginiamo le truffe che ci sono state, tantissimi sindaci magari non hanno fatto il loro lavoro bene, quindi bisogna pagarli bene il giusto e prendere persone che siano in gamba, perché sono incarichi delicatissimi questi, capite? Quindi, voglio dire, bisogna riuscire a avere incarichi che non siano troppi, perché è chiaro che se hai 10 incarichi, 15, 20 non riesci a svolgere incarichi mirati e fare il lavoro, produrlo, verificare lo statuto, verificare se ci sono problemi all'interno della società, tutta questa serie di cose. Vediamo se qualcuno si attacca ancora, vediamo se qualcuno fine. Tanto rispondo. Ecco, stavo dicendo, ho letto che di media prendono tra gli 80 e i 100.000 euro l'anno. No, assolutamente no, Gianmarco, no, questo è un numero assolutamente no. Gli incarichi di un collegio sindacale, no, dipende, da società quotata può arrivare a 50.000 per le grosse, 100 proprio per le grossissime, ma in media un SRL sono 7-8.000 euro all'anno di compenso per un sindaco di una SRL. Poi se mi parli di quotate, no, se mi parli di Stellantis o società grosse puoi arrivare a 100, 120, però la media è bassissima dei compensi, quindi i compensi di una SRL si aggirano sui 7-8.000 euro l'anno. Poi dipende se c'è il collegio sindacale, il presidente prende sempre di più degli altri, però i compensi sono di questo tipo, immaginati, quindi sono compensi che sono bassi rispetto al rischio che si corre. E questo è dovuto perché a questi problemi? Chiaramente gli imprenditori non vogliono spendere, c'è un problema legato anche a magari alcuni che vogliono fare dei preventivi troppo bassi, e quindi questo è un po' il problema, no? Ecco, vediamo ancora se c'è qualcuno che chiama. 0292 94 7222. Vediamo se qualcuno. Intanto siamo arrivati a 2000 persone su TikTok, devo dire che non è male e lo farò ancora a diretta. Quando ci sono io spesso le faccio. Ritorno. Quindi ulteriori domande sono qua per le SPA, per le SPA sì, per le SPA quelle quotate sì, per le quotate sì, tanto sono pubblici, Gianmarco, se tu vai sul sito della Stellantis o di qualsiasi altra Stellantis, sembra che voglio fare pubblicità a Stellantis, no, qualsiasi società quotata
c'è il bilancio, e il bilancio dentro ci sono i compensi, sono obbligatori renderli noti, quindi qualunque di voi può accedere ai documenti pubblici che sono in rete e guardare quanto prende un presidente del collegio sindacale. Si aggira sui 50-60 mila, non di più secondo me. Metà quindi ripeto, potete con la massima tranquillità scaricarli, vederli, e vedete che quello che vi ho detto corrisponderà al vero. Quindi ecco, forse c'è una telefonata, vediamo se c'è un'altra telefonata, quindi prima o dopo. Ecco, stavo dicendo, quindi attenzione sempre a far sì che, se qualcuno di voi è un commercialista, abbia un compenso che sia in linea con quello che è. Una telefonata intanto che sta arrivando. Buonasera, eccomi. Pronto? Buonasera a lei, avvocato. Buonasera, mi sente? Benissimo. Con chi ho il piacere di parlare? Sono Aldo, buonasera a lei. Aldo, prego. Ascolti, problematica di condominio. Sì. 22 novembre deliberati lavori entro fine 2025 al 50%. Sì, qui non super bonus, non super bonus. No, esatto, non super bonus. Esatto. Ok, prego. 4 giorni prima l'amministratore riceve da un'agenzia immobiliare l'avviso che un condomino è deceduto e gli eredi hanno venduto l'appartamento. A richiesta dell'amministratore a questa agenzia immobiliare di avere tutte le informazioni per interpellare la persona, l'agenzia immobiliare è sparita. Il problema adesso è: questo condomino, questo proprietario nuovo può impugnare la delibera dei lavori? Le rispondo, c'è altro? No, solo questo, grazie. Le rispondo subito. Ci chiami Molto ancora? gentile. Buon viaggio, sento che è in macchina. Allora, rispondo, domanda interessante, particolarissima poi, fattispecie, vedete come si è incastrata purtroppo anche la fatalità. I lavori vengono deliberati, nelle more muore un proprietario, cede l'immobile a un terzo. Impugnare, dipende. Allora, c'è il principio, signore, non ricordo il nome come si chiamasse, ma c'è in generale il principio della solidarietà nel condominio, ovvero se la delibera è stata approvata e con il voto di questa persona non cambiavano ovviamente gli esiti della delibera, si può impugnare, ma è difficoltosa, non so se mi sono spiegato, ovvero esempio tipico, metta il caso che con quel voto poteva decretarsi l'accettazione o no, il passaggio della delibera sì o no, allora avrebbe un senso. Qualora invece col voto della persona che purtroppo è deceduta, che nel frattempo gli eredi hanno venduto l'immobile, non sbilancerebbe il voto dei lavori, si può ovviamente sempre impugnare, però è un pochettino più problematica. Bisogna capire il quantum, o soprattutto perché eventualmente in un'azione del genere, ricordatevi che un'impugnazione di una delibera fatta da un solo condomino, ovviamente se ci sono i principi, e come sempre è legittima, nessuno la può contestare, ma come forza dell'azione ha un peso diverso che se posta insieme ad altri condomini. Quindi un'impugnazione a delibera di uno solo deve poggiarsi su elementi molto forti, quali in questo caso potrebbe essere il voto incidente di questo, potrebbe essere anche l'importo, no? Se è un importo rilevante, la persona che ha acquistato chiaramente avrebbe dovuto, però secondo sempre questo assunto, c'è il principio di solidarietà, quindi anche se il suo voto avesse votato contrario, se la delibera passava, lui trovava in ogni caso avrebbe dovuto in ogni caso trovarsi a sostenere queste spese. Spero di averle risposto, in caso contrario ci scriva e ci mandi ulteriori domande. Intanto mi sono arrivate, ecco, questa bella questa cosa qua, mi sembrava fatta apposta, ma vedete che grazie della telefonata, che è stata veramente un quesito tecnico di veramente complicato, e soprattutto la casualità. Vedete, ecco, sicuramente l'agenzia non è stata, a mio modo di vedere, ottima in questo, perché perché avrebbe dovuto in modo repentino avvisare subito l'amministratore. Ora, un altro tema sarebbe capire la responsabilità eventualmente della società immobiliare, perché se è passato un lasso di tempo significativo senza che l'agenzia immobiliare avvisasse o comunque rendesse partecipe il condominio della cessione, potrebbe anche configurarsi ipoteticamente una responsabilità anche della società immobiliare, dell'agenzia. Ora, chiaramente parlo in astratto perché non ho visto documenti e quindi diventa difficile esprimere, però vi butto lì degli elementi, no, che poi eventualmente potrete valutare, no? Quindi, però, insomma, condominio è sempre lascio ancora il numero, abbiamo ancora, mi sembra 5 minuti
10 0292 94 7222 e chiamateci. WhatsApp 340 670 6959. C'è anche la mail, ci sono i canali social, non potete dire ormai che non vi ho avvisato, perché ci sono tutti i canali social ormai, cioè, cosa vi devo dare? Pure Telegram, non so, più di così ormai siamo veramente alla... L'altro giorno uno mi ha detto: "Avvocato, ma lei non riesco a trovarla su internet." No, ci può essere un errore, cioè nel senso che ovviamente siamo rintracciabili tutti oramai, no? Tanto mi arriva un messaggio: "Sei un grande", meno male che mi ha scritto questa cosa. Sei un grazie mille del complimento. E c'è un grande puntini, no, l'importante è che ci siano, va bene, grazie dei complimenti, fa sempre piacere ricevere. È vero che un fattore di rallentamento dei processi sono le cancellerie dei tribunali. Gianmarco, una domanda provocante che mi fai, provocatoria. È vero, ma non è provocatoria, è giusta, quella che l'osservazione è giustissima. Purtroppo le cancellerie è un problema molto, molto serio. Ci sono i procedimenti ormai telematici, dovrebbero essere spedite, ma spesse volte non è così, quindi un tema rilevante. Purtroppo, lo ha detto Gianmarco ed è vero, cioè, quindi, cioè dipende anche dalle cancellerie, non voglio poi essere lanciare, buttare così un sasso senza, cioè, però è un tema quello delle cancellerie, delle notifiche che arrivano in ritardo. Quindi, cioè, voglio dire, bisogna valutarlo con molta attenzione, no? E soprattutto anche prima di incominciare una causa bisognerebbe anche vedere appunto presso che corte, perché certi tribunali magari sono un po' più spediti di altri, quindi una valutazione di questo tipo magari bisognerebbe farla, anche questa, prima di partire con una causa. Vedete quante sfaccettature. Io ho visto un servizio di striscia drammatico in merito. Sì, no, ma è vero, penso a Roma, quello di Roma, che perdono i fascicoli. Adesso col fatto che siano telematizzate, beh, no, Gianmarco, no, il processo telematico, su questo ti devo parzialmente contraddire, perché è stato una cosa molto positiva, soprattutto in ambito civile, no? Immaginati le notifiche ormai si fanno per PEC, no, da questo punto di vista magari meno male, no. Qua devo rettificare, perché meno male che pensa che prima, io sono della nuova generazione, quindi l'ho evitato. Pensa che prima dovevi andare sempre in posta a notificare, cartaceo, adesso è tutto digitale, quindi almeno quello lo puoi fare elettronico, anche con dei risparmi di costi. Da questo punto di vista sì, però c'è una lungaggine che secondo me non dovrebbe esserci, che è quello che è il ritardo delle cancellerie di notificare un provvedimento analogico via mail. È molto semplice, con un tasto. Dovrebbe secondo me passare sull'intelligenza artificiale anche quello, perché insomma certe cose secondo me si potrebbero informatizzare un pochettino di più. Per esempio questa delle notifiche. Cioè evidentemente le notifiche dei provvedimenti devono essere fatte contestualmente a quando il giudice emette un provvedimento, non certo settimane o giorni dopo, insomma. Questo è quello che mi vien da dire. Dai, abbiamo ancora 5 minuti, chiamatemi 0292 94 7222 per intervenire in diretta su questi temi che parlando, ma anche su altre cose, cioè ripeto, io non è che voglio fare quello che rispondo a tutto, però insomma un po' di esperienza ce le ho, quindi non abbiate problemi a farmi domande, capite? Quindi intanto sto controllando se mi arriva qualche domanda sui miei canali social, ma per ora non arriva nulla, e quindi proseguiamo con gli ultimi 5 minuti di trasmissione dicendo che vogliamo fare una puntata ancora portando il notaio, quindi se potrebbe essere utile lo facciamo. Porto ancora il notaio, o io, l'avvocato Collovati, verremo col notaio a portare una testimonianza sua su quelle che sono le problematiche riferite magari alla trascrizione degli atti, alle imposte di registro, imposta di successione. Secondo me è interessante quello. L'altra volta aveva avuto un buonissimo esito, e quindi mi riprometto di rifarla ancora se sarà di interesse, perché comunque il tema delle trascrizioni delle compravendite è sempre molto interessante. Quindi ribadisco, cioè se può essere interessante, secondo me la facciamo, ok? Ultimi 5 minuti, che cosa parlare ancora? Parliamo ancora un po' delle società di capitali, capitali. O sì, mi dice sì, perfetto, ancora 2 minuti e poi chiudiamo. Allora 2 minuti a partire da adesso avete per chiamarmi. Se volete potete fare un last call,
last call, come mi dicono spesso, facciamo una last call. No, dicevo, quindi chiamateci se volete, chiamatemi se volete per gli ultimi 2 minuti di trasmissione, se no potete anche scriverci e le domande le leggeremo la prossima volta. Quindi dicevo, per chiudere, un piccolo riassunto, abbiamo parlato della differenza tra amministratori di SRL e amministratori di condominio. Sembra una paradosso averli confrontati, ma invece non lo è, come vi ho spiegato, perché per certi versi hanno dei compiti comuni, per certi versi sono l'ossimoro l'uno dall'altro, e quindi bisogna in generale non fidarsi e comunque dovete avere la capacità, lo scrupolo di controllare. Non fidatevi mai di quello che è fatto dagli altri. Dovete sempre avere, perché chiaramente il omettere un controllo equivale poi a cagionarlo, quindi anche voi che avreste il dovere, soprattutto nelle società, di controllare, non lo fate, potreste incorrere poi in una mancata contestazione poi che potrebbe essere volta nei vostri confronti. Anche se societario, notaio ha un ruolo importante, sì, notaio ha un ruolo importantissimo, perché evidentemente deve essere quello che certifica l'atto quando si stipula. Quindi un buon notaio, spesso consigliato anche dal consulente, è fondamentale. Notaio che deve essere sveglio, rapido, veloce e soprattutto anche a buon mercato e soprattutto trasparente, fare i preventivi trasparenti e tutto. Va bene, insomma, signori, questa è stata la puntata, spero di avervi soddisfatto negli argomenti. Scriveteci un'altra cosa che potrebbe essere, se qualcuno è interessato, scrivetemi magari degli argomenti che vorreste trattare e noi li tratteremo nelle prossime puntate. Giovedì prossimo ci saranno, penso, le 2 colleghe che interverranno su altre tematiche. La ringrazio molto. A questo punto lancio lo stacco e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, grazie di avermi seguito. Buona serata. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.